In Friuli assistiamo a una crescita di contagi che ha anche un effetto sul sistema ospedaliero, perché appunto questa regione vede in crescita sia l'occupazione di pazienti Covid nei reparti ordinari, che è al 6%, che quella nei reparti di terapia intensiva, che è al 10%. Sono coinvolte tutte e quattro le province e infatti si trovano nell'insieme delle 16 province dove negli ultimi 7 giorni c'è stato un aumento più del 40% dell'incidenza rispetto ai 7 giorni precedenti, e l'incidenza è superiore negli ultimi 7 giorni a 50 casi a settimana per 100.000 abitanti. Trieste è in testa con 330 circa, al terzo posto c'è Gorizia e al settimo c'è Udine, solo al quindicesimo troviamo Pordenone. Questo è una chiara evidenza che oltre all'influenza ovvia degli assembramenti di massa c'è anche quella dei flussi in ingresso, poiché tutte e tre le province confinanti si trovano entro il settimo posto e invece Pordenone, che non confina con l'estero, in particolare con la Slovenia, si trova solo al quindicesimo posto. Quindi bisogna fare molta attenzione, oltre che a limitare fortemente gli assembramenti, anche a controllare in maniera capillare i flussi in entrata attraverso la frontiera con la Slovenia dai paesi balcanici, dove la situazione al momento è molto critica. Ci sono dei segnali positivi, nel senso che facendo un'analisi a differenze percentuali settimanali io vedo che da 5 giorni c'è la crescita, ma c'è una frenata della crescita, diciamo, quindi questo ci fa ben sperare. Bisogna agire su tutti e due i fronti, diciamo. Chiaramente quello degli assembramenti è una cosa transitoria in ogni caso, quello dei flussi no, rappresenta un problema, perché lì ci sono flussi di pendolarismo, e quelli accadono diciamo in maniera costante, chiaramente periodica, settimanalmente, ma durante tutto l'anno.